Allora, il progetto Basket School Together, di cosa si tratta? Ma si tratta di finalmente un'azione di attenzione al territorio importante della Federazione Italiana Pallacanestro. Noi siamo qui a incontrare gli staff regionali di Sicilia e Calabria per illustrare loro gli ultimi dettagli organizzativi, perché poi bisogna essere operativi nell'organizzazione di eventi che dovranno essere realizzati nelle regioni e per assistere le società che hanno ottenuto il riconoscimento del bando per poter avere un contributo da investire nell'attività promozionale nella scuola. Quindi è il momento di fare il punto della situazione e verificare con tutti i nostri organi territoriali se le informazioni sono arrivate in modo corretto e se possiamo procedere in maniera ottimale. E si porterà avanti l'Easy Basket, giusto? Esatto, lo strumento per la scuola ormai consolidato da anni è l'Easy Basket, cioè la semplificazione del gioco della pallacanestro ai massimi livelli, perché già il mini basket è una forma di gioco che facilita l'inclusione dei bambini. L'Easy Basket lo è ancora di più perché cerca di includere e di facilitare l'apprendimento di tutti i bambini che in modo particolare nella scuola hanno bisogno di avvicinarsi allo sport. Grazie Maurizio De Guarino. Allora, è un progetto che la Federazione Italiana Pallacanestro sta portando avanti in tutto il territorio nazionale, è un progetto che vede coinvolti soprattutto i comitati regionali con l'organizzazione di eventi che vengono proposti rispetto all'Easy Basket su tutto il territorio regionale e un bando specifico di contributi dati alle società sportive per le attività che fanno di promozione della pallacanestro nella scuola. Come potete aiutare le società sportive? Sì, sicuramente questo è un ottimo modo per cercare di fare in modo che le società possano ricevere dei contributi per un'attività che sostanzialmente hanno sempre fatto, cioè il fatto di andare nelle scuole, promuovere la nostra attività e magari cercare nuovi praticanti. 3-2-1 come da oggi? Molto bene, continuiamo a condividere col territorio. C'è veramente un bel atteggiamento, un bel entusiasmo da parte degli staff regionali. Come ho detto in chiusura, stiamo lavorando con la federazione che sta con noi e ci aiuta a portare avanti i nostri progetti. Molto positivo quindi la mia valutazione e la mia considerazione sulla giornata di oggi.